Lì ho deciso poi di ripartire da me stesso, appunto per questo poi l'ho chiamato con il mio nome e cognome, Esatto. per dare anche un'identità al 100% che sia questo sono io, nel senso. Mi sa che mi faccio la doppia H. Nicola Siciliano, ben ritornato. Io sono Grazie. davvero, te l'ho detto prima, sono davvero contentissimo di ritrovarti. Parlavamo fuori onda del fatto che l'ultima volta che ci siamo incrociati ci siamo fatti una colazione distanziata perché il periodo era quello Sì. ed eri minorenne. Vero, vero, Un vero. po' di cose sono cambiate per fortuna, tra l'altro, un Meno po' di male, cose sì. sono cambiate. Però il tempo passa, intanto si cambiano, si cresce e sei arrivato con questo nuovo progetto, contentissimi di trovarti nuovamente. Non penso siano riassumibili anni in una domanda, quindi ti chiedo, guardando a quel ragazzo della colazione Certo. di qualche anno fa, in cosa tu ti trovi cambiato? Ma in molte cose, soprattutto musicalmente, ma anche sulla mia persona, noto molte diversità migliorative, molti miglioramenti, ovviamente si cresce, non si smette mai di crescere e di imparare nuove cose, quindi ci sono state tante cose che ho notato che mi hanno fatto migliorare e cambiare. Tra l'altro hai raggiunto alla fine questo EP, no? E voglio capire un attimo com'è stato il processo creativo che ti ha portato alla costruzione di un EP. Ma io, ho iniziato a lavorare all'EP da quando sono andato in America, nel senso aprile sono andato a LA, sono andato a fare un viaggio così di piacere, eccetera, anche alcune cose lavorative e da là mi è iniziata proprio la carica, è iniziata la motivazione del processo creativo verso l'EP, anche a livello di sound, per le produzioni, per i testi, eccetera, le melodie, è partito tutto da quel viaggio in America. Da lì ho deciso poi di ripartire da me stesso, appunto per questo poi l'ho chiamato con il mio nome e cognome, Esatto. per dare anche un'identità al 100% che sia questo sono io, nel senso. E io volevo arrivare anche a questo, perché quando un artista, un rapper in particolare, dà un lavoro, il proprio nome e cognome, è chiaro che c'è un intento ben preciso, no? Che è quello di arrivare a esporsi in una maniera magari un pochino diversa rispetto agli altri progetti, ma soprattutto è un segnale un po' di identità, di partenza. Hai detto che il fatto di viaggiare in questo momento, in quel momento lì per te è stata davvero una scintilla. Quanto è stato importante che questo viaggio fosse negli Stati Uniti, che ovviamente sono patria di questa roba qua, e poi a LA, che è una delle capitali della West Coast, è evidentemente la capitale, no? Lo è stata da un certo punto di vista in avanti. Quanto ti ha restituito legame con il gioco del rap, essere proprio lì? Tantissimo, perché tocchi per mano proprio quello che scrivi, quello che canti, vivi e respiri quello che canti, ed è stata quella la motivazione principale, cioè scendere per strada, sentire chiunque ascoltasse musica, rap, sentire quelle casse che pompavano ogni ora, ogni angolo, e quella è stata diciamo tra virgolette, la piccola chiave. Poi questa roba qua un pochino adesso sta succedendo, ma in America fino a qualche anno fa erano mega avanti, cioè tu vedevi davvero gente di tutte le età che si pompa il rap per strada, davanti a casa, Vero. con le casse Bluetooth, perché ormai davvero sono 50 anni di cultura e non c'è questa cosa per cui c'è la musica più nobile, meno nobile, Certo. e ancora questa cosa Quello che trasmette suona tanto. lì, quello piace, il senso. Esatto. Sì, no, l'hip hop poi appunto al giorno d'oggi anche in Italia è diventato diffusissimo, ormai Vero. si ascolta un po', tutti lo ascoltano. Sì. A E- volte anche quando sento tipo, tra parentesi, tipo le sigle delle pubblicità fatte un po' più rap, dico cazzo il rap però... pure lì, Ovunque, pure lì. Sì. E quanto secondo te poi specialmente il rap napoletano sta incidendo nella scena rap attuale? Ma io penso tantissimo, soprattutto nell'ultimo periodo, che è molto fondamentale anche per Napoli, eccetera, tutto il sud, che si sia preso, diciamo, un po' di questa, lasciate passare il termine, di evidenza, no? Si è messo un po' al centro dell'evidenza, no? Fortunatamente questo pure ha aiutato lo sdoganamento del napoletano al rap e il rap in generale ad arrivare, che sia italiano, napoletano, sempre sia diffuso anche in tutto il meridione, diciamo. Nel tuo percorso all'interno del rap della scena napoletana, ma non solo, ci sono state delle fasi. Sei sicuramente stato una delle figure che
più breve tempo ha guadagnato più visibilità e anche più attesa. Immagino che comunque poi gestire questo tipo di pressione, no, abbia portato su di te un po' di aspettative, un po' di... Ecco, come te la sei vissuta in questi anni, prima del lavoro su questo EP? Ti dico, sono stati degli anni divertenti, degli alti, dei bassi, 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 degli alti, alti, alti. Ma ho saputo gestire anche grazie alle persone che mi sono accanto, alle persone che lavorano con me, sono riuscito a gestire questi mood, queste situazioni in modo crescente, non peggiorativi. Nel senso, l'abbiamo usata come, soprattutto io in prima persona, l'ho usata come uno sfogo da parte mia, me ne sono approfittato di questi momenti per riuscire a ricavarne un qualcosa di buono fino ad arrivare adesso. Tra l'altro all'interno dell'EP è anche presente una traccia di Trevi Freestyle che tra l'altro è uscita in anticipazione come singolo, che si ispira appunto e parla appunto di Mario Trevi, no? E quanto ti ispira anche quel lato lì? La napoletanità tantissimo, nel senso anche nell'EP ci sta un brano che inizia dicendo "mi piace quando scende in scala", che è richiamata alla canzone di Pino Daniele "Quando piove", che dice "mi piace quando scende in scala". Tantissimo. Che pezzo, tra l'altro, Assurdo, incredibile. Secondo me davvero, perché poi uno pensa alla discografia di Pino Daniele e pensa ai classici. Quello lì sta tra i classici e quelli un po' underrated. Verissimo, Veramente verissimo. pazzesco, sì. Quello mi aiuta principalmente nel processo creativo, l'appartenenza e la riconoscenza verso la scena napoletana, che sia melodica, napoletana, rap, comica. Ecco, le citazioni, tra l'altro, vabbè, questa è una roba prettamente hip hop, cioè il fatto di... Sì. Tu le usi nei tuoi brani, le usi in questo lavoro, è una cosa che fai perché ti piace partire da quelle che per te sono state delle figure importanti o perché ti piace in qualche modo rendergli omaggio? Mi piace per rendergli omaggio, ovviamente anche far capire pure i miei coetanei, a volte interfacciandomi con i ragazzi della mia stessa età che facevano musica, non conoscevano vari tipi di mondi, no? Abbiamo degli arrangiamenti sulla musica napoletana assurda che io dico, cioè, ci sono certi artisti incredibili di vecchio calibro, alcuni che non ci sono più, che ascolto ancora tutt'oggi. Mi ha aiutato tanto perché vedo i ragazzi che a volte no, sai, non conoscono, eccetera, eccetera. Quindi mi piace anche portare questa rinnovazione, rinfrescare quel mondo e far capire che è anche un tributo, un omaggio verso chi c'è stato prima e abbia fatto del suo meglio prima di noi. Tra l'altro qua a Doppia H stiamo un po' scoprendo che voi ragazzi più giovani, no? Ci tenete proprio a portare comunque questo tipo di approccio nei vostri brani, nelle vostre canzoni. Avete comunque un pubblico giovane che vi segue, inevitabile. E com'è il tuo rapporto con il tuo pubblico, con i tuoi fan? Molto molto bello, nel senso anche con la mia fanbase, tipo quando vedo robe che mettono tipo fanpage eccetera, gli rispondo, no? Cerco sempre di stare vicino, far capire che oltre la musica ci sono anche io a livello come persona sempre, loro non mi hanno mai lasciato, non mi hanno mai abbandonato, anzi è sempre diventata, ultimamente sta diventata sempre più grande la fanpage, la fanbase, i ragazzi che mi seguono, anche di età grande. Tipo l'altra volta andai da Media World, c'era una signora che mi riconobbe e mi chiese un video per il figlio, no? Cioè, nel senso, vedo anche questa crescita a livello della mia fanbase. Che si sta aprendo proprio Sì, anche a sì, target sì. di età più alti. Secondo me questa è una delle tue caratteristiche dall'inizio, nel senso che hai sempre avuto una scrittura di un certo tipo, un'attenzione proprio alla scrittura, il che al netto poi dei punti di riferimento che poi hai già citato, che evidentemente aprono, no, anche a un pubblico di un certo tipo, aiuta comunque a essere un po' intergenerazionale, un po' ad andare oltre determinati muri. In più, prima citavamo la tua generazione che sta venendo fuori in un certo modo, e questo certo modo ha 1000 modi diversi. Cioè avete davvero tantissimi approcci al rap. Sembra una cosa scontata, non lo è. Tendenzialmente in Italia fino ad adesso si è andate a ondate, no? Quindi va un certo suono, poi va un certo suono, poi va un certo suono. Vero. Ora mi sembra che la scena ne offra davvero tanti e ci sia tanta possibilità anche di sperimentare all'interno del proprio lavoro, e secondo me questo disco dentro, anche a livello di sonorità, ha dei pezzi in particolare che strizzano un po' l'occhio, un po' anche alla West Coast in alcuni casi, un po' anni Sì, 90, no? bravissimo. Un po' G-Funk.
quanto è stato importante per te? Quanto hai sentito la libertà di poter sperimentare a livello sonoro? Io in realtà ho sempre sentito, sono sempre stato un tipo di sperimentazione a livello sonoro, melodico, quello che per esso sia. È importante perché ti aiuta a non fossilizzarti su una sola pista, perché poi non te ne accorgi che ne hai svariate per seguire soltanto una, Certo. cioè, ingenuamente. Quindi è molto importante essere anche versatili, voler sperimentare tutti i tipi di generi. Io dico sempre, tipo, prendo il jazz, prendo il blues, esempio, mo ci vuole il G-funk del rap Sì. e lo creo in modo tipo super elettronico con Bravo. i miei lead, quella roba lì, no? Sì. Quella è la mia sperimentazione che non fa mai male ed esce tipo a volte io dico, cazzo, guarda qua che cazzo è uscito, roba incredibile. Infatti la cosa figa dell'ascolto è qui c'è del G-Funk. No, aspetta, Esatto. però cos'è sta roba elettronica? Esatto. Cioè lo senti che c'è una sovrapposizione che crea un Esatto. qualcosa di nuovo. Quindi è un lavoro raffinato, se vogliamo, da questo punto di vista, nel senso che c'è proprio un tentativo di far combaciare elementi diversi. Anche questo, se vuoi, questa è la cosa figa dell'hip hop. Mhm. Cioè non è che la citazione è solo nella barra, la citazione è Anche nel suono. sul suono, e quello è bello Esatto, dell'hip hop, sì. verissimo, sono d'accordissimo. E invece tu ultimamente, prima di arrivare a due domande ricorrenti che facciamo sempre qua a doppia H, cosa stai ascoltando di più? Cosa ti ispira di più a livello musicale? Ascolti rap? Ascolti anche qualcos'altro? Ascolto molto 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 rap americano, moltissimo rap americano, anche molto rap italiano, però al di fuori di questo, quando voglio uscire dal rap, diciamo, per non ascoltare sempre rap, ascolto molto molto jazz. No, wow. Sono molto fan del jazz, Louis Armstrong e la Fitzgerald, bella buona pure che non sia jazz, tipo Ray Charles, James Brown, roba vecchia, no? Datata, però Secondo me Ray iconica. Charles, tra l'altro, era un figo, cioè aveva un atteggiamento Sì, sì, veramente, sì, spacca. E lui non veramente- ricordo che non mi ricordo dove ho letto che tipo Ray Charles non amava molto molto il rap, no? No, Paradossalmente. certo, sì. Paradossalmente, però Aveva un la musica è atteggiamento iconica. totalmente, sì. Sì, ascolto un po' di tutto, però i generi principali sono un po' la roba soul, jazz che ascolto. La Al di black fuori. music, insomma, che è Esatto, un po' il sì, centro. sì, la amo la black music, Totalmente. la cultura black sono... E deve essere fighissimo essere stato a LA con questo tipo di approccio, sì. perché cazzo è un po', sono un po' città che sono un po' come andare alla Mecca, se Vero, vuoi, verissimo, ovviamente. verissimo. Quindi chissà quante cose poi ti sei portato a casa anche come ispirazione. Un po' ce l'hai già detto, per cui un po', come detto, si rispecchia in questo lavoro. Prima parlavamo della fan base, il tuo è davvero un ritorno. Io nel darti il benvenuto, l'ho detto, molto atteso. Seguiranno date, ne seguirà una in particolare. Sì. Il 9 aprile, 9 correggimi aprile. se sbaglio, arriva una data importante, il Palapartenope. Come si prepara mentalmente un incontro del genere? Ti dico, allora, questa è la mia prima volta che Sì, faccio un tra concerto l'altro. proprio. Sì. Quindi ti dico, nel senso, io sono molto ansioso a livello di prestazione, Mm. no? Però non mi faccio mai bloccare, anzi la sfrutto a mio favore, nel senso per darmi più energie, no? Però mentalmente ti dico, sto cercando di entrare in quella visione che mi porta ad avere una performance che per me sia iconica e che ogni volta che penso al mio concerto ho sempre un'immagine in testa di come lo voglio e spero Certo. che poi sia così. E quindi sto entrando pure in quella mentalità, tipo il palco, robe, i suoni, tutti i che fuochi, figata. no? Beh, vabbè, ci sta. Capito? Tutta cazzo, quella roba sì. lì. Bisogna fare cose in pazzi. grandi. Sì. Esatto. O noi le facciamo proprio. Esatto. E Esattamente. quindi sì, sto entrando in quella mentalità. Ci raccontavi del viaggio, ci raccontavi delle ispirazioni musicali, però come detto tu sei anche sempre stato una penna molto riconoscibile, una persona che aveva la scrittura un po' al centro della sua fase creativa. Di cos'altro ti nutri prima di scrivere? Magari a livello, cioè, non so, letture, film, cioè cos'è che oggi Io fai vado- nel tempo libero al netto della musica? Chiaro, io ti dico, film no, forse un po' più prima. Mm. Ci sono perché ormai conosco tutti i film iconici, quelli là, cioè tipo ai livelli di Soprano, robe di Certo, Tarantino, sì, robe di sì. Kubrick, robe di no? E da lì ho preso molte ispirazioni pure, no? Ho deciso però ad un certo punto di scegliere di vivere certe situazioni. A volte mi sono proprio scelto di vivere determinati mondi, determinate famiglie, determinati amici e determinate persone per poter scrivere proprio quello che sentivo io in quel momento. Cioè, tipo quando mi vedevo un film, ok, il film è quello statico, scrivi la citazione, ti ispiri e ci sta, no?
Invece ho deciso proprio io di mettermi in primo piano con la mia faccia in situazioni dove, pure difficili, in situazioni assurde, soltanto per ricavarne quello che avrei potuto scrivere. Nel senso, ultimamente andai con un amico in una situazione che c'erano vari amici e c'erano vari ragazzi, no? E c'era tipo questa situazione in cui super napoletana, no? Sì. Super napoletana. Quando tornammo e ci mettemmo in auto, lui disse, "Oh, hai visto quello?" Poi diceva così, io dicevo, tu che hai visto? No, io ho fatto, già tengo tutto scritto. Grande. Già c'ho tutto scritto. Grande, Quello grande. era. Infatti il Quello pezzo è. poi è uscito. Ed è quello che sto sperimentando, oltre a vedere un qualcosa per ispirarmi, cerco proprio di vivere la Immergerti. situazione al Certo, 100%. certo. Adesso è arrivato un momento però qua a doppia che facciamo con tutti gli ospiti, ti faccio questa domanda ed è, c'è una situazione, un qualcosa che disseresti, cioè che ti dà fastidio magari? Oggigiorno in generale, Oggigiorno in generale sì, come... ma io disserei l'egoismo. Ok. Disserei l'egoismo, disserei il razzismo, disserei il femminicidio, il bullismo, le guerre, tutto disserei. Giusto. Ci sono delle cose che sono secondo me contraddittorie, no? Perché oggi si riesce a vedere tutto ciò e anche a entrare un po' nella testa di tantissimi con i social, con i commenti. Io delle robe non riesco proprio a capacitarmene, cioè come si faccia da un lato a far parte, quando ascolti l'hip hop è una cosa di cui entri a far parte, non è come ascoltare il pop, è una roba diversa, e a entrare in questo mondo e a mantenere dei pregiudizi razziali, per dire, da un certo punto di vista. Io a volte leggo commenti e dico, ma proprio cambia, non hai capito niente. Incredibile, ho capito che non è- intendi. cazzo, Sì, non sì, è sì, È una sì, cultura. sta nel roba. Pure io ogni tanto che butto l'occhio la Sì. noto sta roba ed è È incredibile. incredibile, cazzo. Il giorno d'oggi si è molto sdoganato la maleducazione. Sì, Madonna. tantissimo. Cioè io pure quando prima ero, mo ne ho 23 anni, quando avevo 9 anni, era tipo un sacrilegio dire vicino a qualcuno un qualcosa di brutto, che sia razzista, che sia Sì, no, certo. no. che non so, gli omosessuali, esempio, Sì, capito? sì, sì. Nel senso era una roba, mo vedo che è molto, tipo pure il bestemmiare, no? Sì, sì, sì. È sdoganato Cazzo, quasi. vedo dei Sì, bambini sì. di 9 anni che bestemmiano, di là, di qua. Che poi Cazzo. e quello è uno. Poi c'è quella cosa Cioè, perché io- benissimo il black humor, però ma pure con portatori di handicap. Oh, ma raga, questo è Assurdo. bullismo. È Cioè, assurdo. impegnatevi. Fuori di C'è un testa, ho livello. capito, poi ad un certo punto poi faccio io un brano e c'è il politicamente corretto. E poi, però nel brano non Capito? lo puoi dire, No, nel no, brano non lo puoi dire, nei È così. commenti una merda, nel Esatto. brano non puoi dire. Per me è così. Questo parlava un po' di egoismo prima. Bravo, mi sembra un diss abbastanza azzeccato. Te la inizio a introdurre, noi chiudiamo chiedendoti un brano non hip hop da consigliarci per chiudere questa chiacchierata. Prima di arrivare a questo, così ti do il tempo per pensarci, però ti voglio chiedere questa cosa. Che tipo di legame hai con questo lavoro? Che tipo di sensazioni hai su questo tuo ritorno? E poi che tipo di rapporto hai oggi con il rap? Beh, allora, ti dico, con il rap, allora, con la mia vita, col mio lavoro ho un bel rapporto. Nel senso ci sono momenti come in generale dove stai nervoso, dove ti Certo. arrabbi, poi stai felicissimo, super felice, poi è tutto normale. Poi penso che se va tutto bene, là ti devi creare il Esatto, problema, devi dire, esatto. cazzo, Sì, perché va esatto, tutto bravo, bene? esatto. Capito? Devi sempre stare pronto. Sì. Però sì, ho un bel rapporto anche con il rap, è la vita che ho sempre sognato di fare, mi è sempre piaciuto essere riconosciuto per le mie, nel senso capacità, per la mia arte, no? Che sia stato fare un quadro e la gente apprezzava quel Certo. quadro e che lo riconducesse a me. Mo in questo caso fare una musica che venga ascoltata da tanti, per me è solo un piacere ed mi ci trovo già da quando mi sveglio la mattina. Certo. E ti dicevo le aspettative, cioè come arrivi all'uscita di questo lavoro emotivamente? Molto carico, motivato al massimo, al 100%, grazie anche alle persone che ho vicino, ai miei amici, alla mia famiglia, a tutte le persone più care che sono con me, che mi accompagnano in questo viaggio e sono al mio fianco, anche grazie a loro. E poi ovviamente quella loro motivazione la metto in me, più la mia motivazione personale, ti dico, sono proprio allo stato puro del 100% della grande. Sei possibilità. casato, sei Grande, casato. gasatissimo, Grande. Grandissimo. E adesso però è arrivata la domanda finale. E quindi ti chiediamo di consigliarci un brano non hip hop. Il primo che mi viene in mente è Everybody Loves the Sunshine di Rory, non mi ricordo il cognome, comunque Everybody Loves the Sunshine con la copertina gialla, che ho anche il vinile.
quello è il primo brano che Top. che consiglio. Fantastico. E quando lo dovranno ascoltare dovranno pensare alle good vibes, sempre. Ecco, Giusto. allora, grazie di aver chiuso con queste good vibes, questa Everybody Loves the Sunshine. Grazie, Nicola, Grazie a in bocca al voi, lupo per tutto. grazie a Grazie voi. mille. Grazie Grazie. ragazzi. H, mi sa che mi faccio la doppia H.